Quella dell'hotel La Pineta è una storia lunga 42 anni di misteri, intrighi e sfarzosità. Questa era la hall, praticamente, il reparto amministrativo dell'albergo. Dai. Una bellissima hall, devo dire, C'è lo stile proprio montanale. Fantastico. Sono quello che qua così da questa parte. Sì, vabbè, fondamentalmente sono tutte le stesse a livello proprio di forma. Forse il suo destino è proprio quello di rimanere così, un fantasma abbandonato nel verde di una piccola città che una volta era simbolo della sfarzosità estrema. Ecco il famoso Popi. Cosa? C'è una stanza murata. È successo che la fotografa del gruppo, durante la scoperta e il reportage, ha vissuto un evento particolarmente misterioso. Si è resa conto, infatti, che dopo aver fotografato la testa in pietra all'interno della casa, tutte le immagini successive venivano sfocate, erano praticamente irriconoscibili. Quindi superstiziosa e per forma di prevenzione decide di eliminare quella foto e immediatamente si rende conto che tutti gli scatti successivi non hanno lo stesso problema, seppure la luce e la stanza dove ci troviamo è la stessa. Non lo sapremo mai se sono le presenze che hanno vissuto l'hotel. C'è qualcuno in questa stanza? Se c'è qualcuno, fatevi sentire attraverso qualsiasi rumore.